Tutto pronto per il Gran Premio Città di Cesena. Gran Premio di gruppo 3. Fine luglio per cavalli di 4 anni. Sono in 7 dietro le ali dell'Autostart. Questo lo schieramento: 1 Denzel Washington, 2 Diamond Francis, 3 Dustin Jet, 4 Di Luca Mo, 5 Danubio, 6 Dimitri Ferm, 7 Dinamo Daghi. Pronostico molto incerto, anche se in chiusura molto appoggiati Diamond Francis e Di Luca Mo. Ancora un centinaio di metri allo stacco e parte arretrato Dimitri Ferm, che poi confonde per un attimo il passo. Intanto in partenza veloce Dustin Jet, che cerca di opporsi a Di Luca Mo, che insiste e passa a condurre sulla piegata a metà curva in testa Di Luca Mo nei confronti di Dustin Jet. Poi più indietro vediamo il tentativo di progressione dopo i primi 400 metri da parte di Diamond Francis, che ottiene strada da Di Luca Mo. E così in meno di 400 metri Diamond Francis è leader, Di Luca Mo in seconda posizione. In terza c'è Dustin Jet, poi Danubio. Chiude il gruppo Dimitri Ferm, che ha avuto un'incertezza iniziale, rimanendo arretrato e pasticciando un po' l'andatura. Intanto i 600 in 46 da parte di Diamond Francis, seconda posizione per Di Luca Mo. In terza c'è sempre Dustin Jet davanti a Danubio, poi Dinamo Daghi che guadagna una posizione perché muove all'esterno Denzel Washington, che sopravanza Danubio, che aveva spostato all'esterno. In coda è sempre Dimitri Ferm. Cavalli che stanno per completare il chilometro iniziale, sempre condotti da Diamond Francis, 1000 metri in 1:16,9. Fin qui ha scherzato Diamond Francis. In seconda posizione Di Luca Mo. All'esterno si impegna invece Denzel Washington, con in schiena Danubio, poi Dimitri Ferm. Lungo la corda seguono sempre Dustin Jet e Dinamo Daghi. Se ne va un parziale ora in 14,7, ritmo che comincia ad accelerare con Diamond Francis, che si mantiene in vantaggio davanti a Di Luca Mo. Denzel Washington all'esterno, 600 la conclusione, 14,9 il parziale. Dalla coda prova a muovere ora Dimitri Ferm, che viene via a 500 dalla conclusione, ma il ritmo ora è molto più sollecito, con Diamond Francis che spara nella dritta di fronte, un 14,2. Ugualmente guadagna terreno Dimitri Ferm, avanza Dimitri Ferm, sopravanza Denzel Washington sulla curva conclusiva e cerca di portarsi sul battistrada Diamond Francis, che entra in vantaggio in dirittura d'arrivo. Sposta anche Di Luca Mo in anticipo su Dimitri Ferm. Finale con Di Luca Mo che scatta a centropista. Di Luca Mo nelle battute conclusive passa agevolmente e vince contro Diamond Francis. Al terzo finisce ancora Dimitri Ferm, 1:15,1, 1:14,3 il ragguaglio conclusivo, con 28,1 a chiudere Di Luca Mo dalla posizione migliore, diciamo, della seconda posizione in corda. Di rimessa viene a vincere questo Città di Cesena. Il tempo non dice molto, ma il quarto conclusivo in 28,1 spiega tante cose. E Di Luca Mo, cavallo che è generoso, dà sempre la sua linea, vince questo Città di Cesena 2023, doppio chilometro, 1:15,1 il ragguaglio conclusivo. La vittoria per Di Luca Mo e Marcello Di Nicola. Il training è quello di Afrim Smitra per conto del signor Giuseppe Colantonio. Rivediamo le belle battute conclusive di Luca Mo, che precede Diamond Francis, al terzo Dimitri Ferm.